È stato pubblicato il 10 agosto un progetto per il programma dei forconi. Da una veloce lettura si evidenziano delle cose interessanti, però bisogna precisare dei punti fondamentali che, se non sono ben studiati, potrebbero impedire la realizzazione di gran parte di questo programma. Il programma dei forconi è molto articolato su tematiche anche internazionali e locali. Ci sono molti punti sicuramente generatori di migliorie alla condizione di schiavitù in cui è costretto il popolo siciliano. Il filo portante di questo programma rimane però latente. Molte di queste cose non possono essere realizzate senza una totale assenza di ingerenze italiane nell'economia della Sicilia. Il punto fondamentale di questa esclusione è la politica estera della Sicilia. La Sicilia non è un paese dell'Europa continentale confinante con altre regioni con le quali vive a contatto diretto, fisico, adiacente, dove le leggi europee hanno un senso comunitario. I confini della Sicilia sono dall'altro lato del mare Mediterraneo. Il popolo siciliano, senza una politica estera indipendente da quella italiana ed europea, non può vivere nel Mediterraneo. La revoca delle autorizzazioni alla costruzione del MUOS, pur essendo un cardine della nuova ristrutturazione planetaria delle multinazionali delle armi, non è risolutivo della eliminazione della militarizzazione asfissiante del territorio dell'arcipelago siciliano. Sicilia è una mega base navale e aerea, dove anche le capitanerie di porto dettano legge dai lidi balneari alle fiere. L'invadenza militare nella vita civile del popolo siciliano è offensiva. Le innumerevoli polizie italiane servono un territorio circoscritto, invadendo continuamente spazi e attività che in altri paesi sono gestiti da amministratori e impiegati civili. La difesa del territorio dell'arcipelago siciliano non può essere gestita da militari di altri paesi in guerra con paesi confinanti con l'arcipelago siciliano. La Sicilia deve essere smilitarizzata totalmente, perché si trova al centro del Mediterraneo e al centro di interessi planetari ed è un bersaglio militare in prima linea in caso di guerre nel Mediterraneo. Politiche di guerra da sempre estranee alla cultura e agli interessi del popolo siciliano. Da questi tre punti deriva il benessere del popolo siciliano: politica estera, difesa e polizia. Senza il controllo diretto del popolo siciliano attraverso il Parlamento siciliano su questi tre fondamenti della libertà di un popolo, ogni miglioria della condizione di schiavitù sarà soltanto una lenta agonia terminale. Per formulare un progetto di libertà per il popolo siciliano si deve tenere conto di questi tre fattori fondamentali.